Bolzano Vicentino sta lottando tra la vita e la morte il giovane motociclista ricoverato in gravissime condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il giovane di 22 anni è arrivato in codice rosso per una serie di politraumatismi riportati nell'incidente stradale avvenuto verso l'ora di pranzo lungo la strada statale 53 Postumia nei pressi del distributore di carburante Eni. Uno scontro con un'automobile, la cui dinamica è tutta da verificare e ricostruire. Uno scontro tra un'auto e una moto nella statale Vicenza-Treviso, statale 53, statale maledetta perché è molto di frequente oggetto di incidenti di gravità importante. L'attraversamento della Postumia nel territorio comunale dunque è motivo di forte preoccupazione per i residenti. Il sindaco Lorenzo Cracco ha da tempo avviato una serie di richieste di adeguamento per la sicurezza che in quel tratto di strada non sono di sua competenza. Noi come amministrazione comunale possiamo fare ben poco perché comunque è una statale quindi di competenza dell'ANAS, però ci stiamo attivando, ci siamo già attivati per mettere dei limitatori di velocità e far sì che i cittadini vadano sul piano e si possa evitare di commentare molto frequentemente situazioni di questo genere. Mi spiace ovviamente per il Centauro che so essere in gravi condizioni, speriamo che in qualche modo se la possa cavare.